Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con due notizie di incidenti stradali che hanno visto il coinvolgimento di anziani. Il primo questa mattina a Saronno, in via Volonterio, nelle immediate vicinanze della zona del mercato. Un 91enne è stato investito da un'auto. Da una prima ricostruzione, attorno alle 8:30, l'anziano, residente in zona e probabilmente diretto al mercato del mercoledì, è stato investito da una Mini Cooper che era condotta da una 43enne saronnese. L'automobilista si è subito fermata per aiutare il ferito e allertare i soccorsi e chiedere l'intervento della polizia locale. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Saronno. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Nel pomeriggio poi, verso le 16, un uomo di 76 anni ha avuto un malore al volante della sua auto e si è schiantato nel sottopasso di via Tasso, via Palermo a Busto Arsizio. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale cittadino. Ha fatto tutto da solo ed è stato estratto dalla sua auto dai vigili del fuoco e affidato alle cure degli operatori del 118. Parliamo ora di Covid. In Lombardia oggi è stato il primo giorno senza decessi del 2022, con un tasso di positività in calo al 15,5% e ricoveri in aumento. Con 30.092 tamponi effettuati è infatti di 4.672 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in tutta la regione, con un tasso di positività in discesa al 15,5% dal 16,4% del giorno precedente. Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive, -1 per un totale di 19, e in crescita nei reparti, +19 per un totale di 493 pazienti. Dato che non c'è stato nessun decesso, il totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 40.691. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati registrati 1.810 casi e a Varese 388. 3 minorenni sono stati arrestati dalla Polfer di Monza in collaborazione con i carabinieri di Arcore, con l'accusa di aver aggredito e picchiato un 14enne per rapinarlo delle scarpe da ginnastica. Il fatto è avvenuto ieri in stazione a Monza e uno dei 3 arrestati è un varesino di origine straniera. La vittima, un italiano residente in Brianza, ancora sotto shock, ha avvicinato 2 agenti subito dopo essere stato picchiato a piedi scalzi, descrivendo i suoi aggressori, il 15enne varesino e 2 sedicenni di Milano. Dopo essere salito sul treno in stazione a Ornago, il 14enne è stato accerchiato dai 3 e costretto a scendere a Monza. Quindi è stato trascinato nel sottopasso della stazione, colpito con calci e pugni, immobilizzato e derubato delle scarpe Nike. Gli aggressori sono poi saliti su un treno diretto a Lecco. Il capotreno, allertato dai poliziotti, li ha avvisati quando ha visto i 3 scendere in stazione ad Arcore. Grazie alla collaborazione tra Polfer e militari, una pattuglia dei carabinieri ha bloccato i rapinatori e li ha arrestati. Andiamo ora al di là del Lago Maggiore. Da oggi via libera al pagamento con il Telepass per l'accesso alla strada del Mottarone. La notizia è stata comunicata dall'amministrazione delle Terre Borromeo, di cui fa parte anche la via privata che dall'Alpino sale fino alla vetta. L'accesso è regolato da un casello dove fino a ieri era necessario fermarsi per pagare il pedaggio. Ora invece è disponibile un sistema più agevole. Come avviene in autostrada nell'apposita corsia, sarà necessario solo avvicinarsi al casello d'ingresso alla strada che da Gignese attraversa i boschi del Mottarone e attendere che la sbarra si alzi dopo il bip. Si legge in una nota inviata dai Borromeo. Il costo del pedaggio resta invariato, 10 euro per le auto, 7 euro per le moto. Dalla tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, la via privata è l'unico accesso per chi vuole raggiungere la montagna da Stresa. Ma se non si trovano più lavoratori, la responsabilità non sarà almeno un po' anche di chi non è più capace di attrarli? A porre l'interrogativo sui social è Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese, spinto alla riflessione dopo aver ascoltato imprenditori di tutti i settori in grosse difficoltà nel riuscire a trovare nuovo personale. Con chiunque si parli, spiega Lunghi, il discorso è sempre lo stesso. Non riesco a trovare personale. Mi ci metto anch'io che da 2 anni cerco nuove persone da inserire nella mia attività. Per questo mi sono fatto qualche domanda e vorrei che anche i miei colleghi imprenditori facessero qualche riflessione, ha scritto ancora Lunghi, concludendo così:
Non ho la ricetta perfetta, ma resto convinto che sia necessario capire che cosa renda sexy e desiderabile un'azienda agli occhi dei giovani. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!